mail. Poi le chiesi, mademoiselle, che cosa fa per vivere? Così rispose a me, io vendo pere e mele. E poi pere, mele, e poi Scooby-Doo, 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 con me sai bene si trovò ed in casa si installò, ma pranzo a cena a desinar mi dava da mangiar soltanto pere e mele. E poi pere, mele, e poi Scooby-Doo, Scooby-Doo, Adamo ed Eva al mondo intero han svelato già il mistero, è meglio sempre soli star piuttosto che mangiare. Io vendo